spegne sotto le luci. Non è più tempo di correre, è il tempo di restare. La gloria non è un regalo, è il peso di ciò che hai costruito. Penalty Awards, la misura del coraggio, oltre la linea, dove il destino si decide in un respiro. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Niente ombre, solo luce, niente scuse, solo obiettivi. Il momento è adesso, il momento è qui. Penalty Awards, il segno della vittoria. Allora, adesso abbiamo gli allenatori del campionato di prima categoria. Anche in questa occasione abbiamo 6 nomination, 6 giocatori che saliranno qui sul palco, anche loro avranno i 30 secondi di gloria. Miglior allenatore, iniziamo con Francesco Argento, Sferracavallo, che vince il campionato tra l'altro. Giuseppe Costa, Club Calcio San Gregorio. Abbiamo a seguire Eugenio Mazzeo, Nuova Peloro, anche lui vincente. Raimondo Salemi del Cianciana Calcio. Quinta nomination per Gabriele Scalisi, Sporting Indipendenza. E chiudiamo con Vito Sollena del Città di Cinisi. Allora, vedo che ci stanno raggiungendo tutti gli altri. Nuova Peloro, Messina, provincia meravigliosa, tanti campi in erba sintetica, beati voi, e soprattutto società che ambiscono sempre al passaggio di categoria. C'è sempre voglia di investire e di lavorare. Diciamo di sì, la Nuova Peloro è una società nuova, è una società che è stata creata 5 anni fa. In 5 anni è riuscita già ad ottenere 3 promozioni. Questa è stata voluta, cercata e ottenuta con tanto sacrificio e tanta voglia da parte della società, del presidente e soprattutto dei ragazzi che hanno messo tantissimo. E anche tua, no? Insomma, al debutto con il patentino da allenatore. Abbiamo anche lo Sferacavallo a ridosso di Palermo, una piccola cittadina che adesso giocherà in promozione. Francesco, una soddisfazione che sicuramente ti darà ancora forza per continuare a crescere nel tuo percorso. Buonasera a tutti, innanzitutto la ringrazio per avermi reso partecipe in questo evento. Annata storica per una squadra di Sferacavallo, per la promozione in promozione per la prima volta, un risultato comunque inaspettato, un grazie va un risultato che comunque dà pure premia l'umiltà e il sacrificio di un gruppo e condivido il mio risultato con tutti i miei ragazzi che hanno reso partecipe in questo campionato. È possibile il raggiungimento dell'obiettivo. Bene, vedo che hai imparato tutto a memoria, complimenti. Raimondo, anche per te hai 30 secondi per dire qualcosa di emozionante, perché so che anche per voi è stata una stagione difficile, lunga, però alla fine anche il passaggio di categoria è arrivato. Sì, buonasera. Per noi quest'anno siamo passati nella storia perché un paesino di 3.000 abitanti ha vinto la Coppa Sicilia. Già veramente l'anno scorso avevamo vinto pure la Coppa Trinacria. La società è abbastanza ambiziosa, tenta di ritornare, diciamo, nel calcio che conta, e anche il prossimo anno diremo la nostra nel campionato. Ci riuscirete? Beh, vedremo quello che succederà. Beppe, hai fatto una cosa pazzesca, hai stravinto i playoff da quinta in classifica, a dimostrazione che poi alla fine il lavoro paga. Essere qui questa sera anche in nomination sia, credo, una bella soddisfazione anche per te. Certo, intanto buonasera a tutti. Sì, sono contento dell'obiettivo raggiunto, però quando si raggiungono questi obiettivi è sempre il risultato di tante componenti, no?
Io sono stato soltanto, ho dato una mano a un gruppo importante sia come dirigenti e a un gruppo favoloso di ragazzi che mi hanno seguito nel migliore dei modi, per cui questo premio e qualsiasi altro premio che abbiamo ricevuto ultimamente va a tutta la rosa e a tutti i componenti del gruppo San Gregorio, dai dirigenti fino al magazziniere. Giusto, bisogna premiare tutti. Vito Sollena, città di Cinisi. Beh, città di Cinisi che va in promozione. Bella soddisfazione, no? È una bella storia, giusta, la parola è quella giusta. Sì, sì, è stata un'annata favolosa. Diciamo a Cinisi mancava quasi da 30 anni la promozione, quindi un paese in festa. Quindi volevo condividere proprio questo premio, questa passerella insomma con il mio collaboratore Deni Giammanco che è qua, con tutti i miei ragazzi e la società. Bella soddisfazione, grazie ragazzi, in bocca al lupo. Tra non molto conoscerete anche colui che vince il premio come miglior allenatore del campionato di prima categoria. Andiamo di fretta, è lo zoccolo duro che andava fatto in questa maniera perché sennò altrimenti non saremmo riusciti nei tempi. Allora chiudiamo il campionato di prima categoria come miglior dirigente. In nomination arriva Roberto Costa, il presidente della Barrese Calcio, che vince il campionato, Raimondo Filippazzo, direttore sportivo dell'Empedoclina Calcio, che ritorna in promozione, ed infine Paolo Mercurio del Real Rocche Nere. Ci raggiungono qui sul palco. Buonasera Presidente, eccoli qui, Filippazzo, bandiera del calcio isolano. È una bandiera, lo dico io Filippo, ma in molti se ti conoscono e come se ti conoscono possono solo confermarlo. Buonasera, buonasera. Beh, siete arrivati adesso in promozione, l'appetito vi è mangiando, non l'ho detta ancora questa frase a nessuno, lo dico a voi che avete adesso anche una bella struttura e quindi potete anche un po' programmare. Buonasera a tutti intanto. Sì, infatti noi siamo ritornati al calcio che conta, quindi alla promozione, ci mancava da tantissimi anni. È stata una grandissima soddisfazione per noi perché vincere il campionato di categoria direttamente passiamo nella storia perché non l'abbiamo mai vinto, quindi è una bellissima cosa. Abbiamo una bella struttura, una grandissima struttura, una società formata da una famiglia più che altro, perché grazie al vicepresidente Milazzo e a tutti i dirigenti che con molta umiltà ci danno una mano, perché noi siamo un paese dove ci aiutiamo veramente tutti, siamo un paese, un collettivo abbastanza unito e quindi grazie a questo speriamo di fare sempre più bene. E vi verranno sicuramente anche incontro con un bel tifo anche nella prossima stagione. Empedoclina che ritorna subito in promozione, tu parti da calciatore, poi sei diventato allenatore, poi adesso sei dietro la scrivania, però è anche vero che il virus da calciatore e soprattutto da allenatore quello non lo hai perso, perché so che stai guidando una manciata di ragazzi che vogliono veramente, chissà, disegnare il loro futuro facendo i calciatori. Ma intanto grazie per l'invito e buonasera a tutti. Sì, effettivamente diciamo che è una vita in mezzo al campo, ecco. Abbiamo fatto un po' di tutto, il calciatore, l'allenatore, adesso il dirigente, oltre a gestire una scuola calcio che diciamo che è la mia passione. Noi da quest'anno con l'Empedoclina abbiamo improntato un po' tutto sui giovani, infatti abbiamo fatto rientrare tutti i ragazzi empedoclini che erano un po' in giro, ragazzi 17 anni, 18 anni, abbiamo fatto una squadra per cercare di fare rinascere questa società, che ricordo a tutti che è una delle più anziane in Sicilia perché è dal 33, e con questi ragazzini, grazie a un ottimo lavoro fatto dal nostro mister, alla società, inaspettatamente abbiamo vinto il campionato. Ecco. Hai visto, mai dire mai, soprattutto, mai dire mai. Chiedo scusa per il piccolo problema tecnico che abbiamo affrontato prima. Cassibile Fontane Bianche, che praticamente era a un passo dalla promozione, però è anche vero che rimane la soddisfazione di aver creato un piccolo giocattolo. So che ci sono tantissimi problemi per un piccolo centro e per una piccola società, ma insomma voi come dirigenza date il massimo affinché poi alla fine i ragazzi possano giocarsi la propria chance anche di vittoria finale. Buonasera, grazie per l'invito. Quello che volevo dire, la mia speranza è quella di poter ripartire il prossimo anno, perché ad oggi ancora non ci sono le condizioni. Spero di poter ripartire di nuovo e portare Cassibile almeno in promozione.
Avete sicuramente dalla vostra la volontà, che è la cosa più importante. Grazie, in bocca al lupo, vinca il migliore. Allora, adesso che abbiamo concluso con la presentazione di tutti i giocatori, di tutti i dirigenti, di tutti gli allenatori che sono in nomination in questa 13ª edizione dei Penalty Awards, voglio comunicare che tra poco comunicheremo soltanto chiaramente il vincente, che salirà sul palco e ritirerà il premio, mentre per tutti gli altri sarà consegnata chiaramente una targa al termine dell'evento direttamente nella hall. Allora, iniziamo con qualche premio speciale che fa sempre da contorno alla nostra manifestazione. Il primo premio che consegniamo è quello riguardante il Penalty Oro, ed invito qui sul palco Fabio Capuana, un amico dei Penalty Awards, da sempre presente nella nostra manifestazione. Buonasera Fabio, buonasera, benvenuto. Fabio Capuana, dirigente sportivo, vicino da sempre al mondo calcistico, e credo che comunque la soddisfazione di vedere un parterre che mastica calcio dilettantistico così, con tanto fermento, credo che faccia tanto piacere. Buonasera a tutti, grazie Ettore intanto per l'onore che mi hai dato. Sì, un parterre di grande eccellenza, un parterre importantissimo, e mi onoro oggi di essere qui con te per questo grande premio che mi hai voluto concedere. Grazie. Grazie per la tua presenza, perché attenzione a consegnartelo, e ci mettiamo un po' larghi perché ci sarà un video di presentazione, sarà un personaggio importante della nostra Sicilia, un personaggio nazionale di grandissima qualità. A consegnare il premio, e tra poco lo inviteremo anche a salire sul palco, sarà Stefano Castiglia, presidente della FIGC, Lega Nazionale Calcio, divisione calcio a 5. Calcia e Fulminetti, gol! Viscosi, attenzione il sinistro, Premio eccellenza siciliana per Stefano Castiglia, che ci raggiunge qui sul palco. Buonasera Stefano, l'uomo futsal che sta praticamente spiazzando un po' tutti gli addetti ai lavori, perché praticamente questo futsal diventa sempre più famoso e molti si avvicinano con molto interesse. Credo che sia una bellissima soddisfazione. Grazie Ettore, grazie all'invito, buonasera a tutti. Oggi è un onore per me essere qui nella mia terra. Un saluto a Sandro Morgana, presidente del Comitato Sicilia. Che dire, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, cresciamo in numero di partecipanti, aumenta il livello tecnico e tattico dei nostri campionati, ma soprattutto sempre più giovani partecipano ai campionati nazionali in maniera importante. Una riforma fatta 5 stagioni fa che ha tracciato una linea di grande novità per il futsal italiano, e poi un momento di grande popolarità. La Champion in Italia per la prima volta grazie al ministro Abodi, grazie anche al presidente Gramia della FIGC, e tante cose belle come anche l'approdo alle Olimpiadi giovanili, che sarà una prima volta per il futsal, e quindi iniziamo anche il percorso olimpico. Meglio di così, insomma, poi c'è questo video che fa emozionare. Allora sarai tu a consegnare il premio a Fabio Capuana, lo diamo chiaramente al nostro Stefano Castiglia, che lo passerà di mano al nostro premiato Fabio Capuana. Grazie Fabio, una battuta. Sì, volevo soltanto dedicare questo premio, mi ha emozionato all'inizio e non potevo non ricordarlo, un grande amico e un uomo per bene. Voglio dedicare questo premio a Orazio Russo, che è un signore del calcio assoluto. Grazie. E arriva spontaneo l'applauso. Grazie Fabio, grazie tante. Allora Stefano, ne approfitto perché noi da quest'anno
vogliamo essere sempre più vicini al futsal e ci siamo inventati un altro premio. Vogliamo premiare la migliore squadra siciliana che partecipa ai campionati siciliani, ma in questo caso anche ai campionati nazionali. Siccome tu sei il presidente nazionale, chi meglio di te può insomma passare un premio di riconoscimento? Quindi vediamoci questa clip, il premio Sicily Best Team Futsal. L'Atletico Canicattì 5, un futsal in grande crescendo, ed invitiamo qui sul palco il presidente di questa società, Enzo Russo, che ci raggiunge perché sarà il presidente nazionale a consegnare questo riconoscimento per questa squadra che attualmente è ufficialmente la seconda squadra più alta di categoria dopo la Meta Catania, che so che ci sta regalando le solite emozioni. Buonasera Presidente. Allora, una battuta veloce, abbiamo detto bene, questo futsal che cresce, ma guarda caso cresce in una piccola realtà come quella di Canicattì. Sì, buonasera a tutti. Diciamo che negli ultimi 10 anni ci siamo fatti un po' conoscere. Noi siamo partiti proprio dal più basso della categoria del regionale. Oggi rappresentiamo la seconda squadra siciliana dopo la Meta Catania. Giochiamo in un campionato di A2 Elite che è la seconda categoria nazionale. Nel corso, pensate bene che per arrivare in A2 Elite, come vincere un campionato ogni 2 anni, quindi abbiamo vinto coppe, campionati, settore giovanile che va benissimo, siamo vice campioni regionali con l'Under 19, con l'Under 17. Abbiamo fatto tanto lavoro. E siete soltanto all'inizio, perché chissà questa benedetta Serie A possa arrivare prima possibile. Lo consegniamo prima giustamente a Stefano Castiglia, che lo consegna al presidente dell'Atletico Canicattì 5, a dimostrazione che questo futsal diventa sempre più protagonista. Grazie. Allora, non andar via perché c'è un riconoscimento anche per te. Tu sei un'eccellenza a tutti gli effetti, un'eccellenza sportiva siciliana, e non potevamo andar via senza neanche un ricordo da immortalare in questa serata. Grazie, complimenti, è il futsal sempre in prima linea, grazie. Paola, dico, ti sei dimenticata di me? Ma assolutamente no. Grande Ettore Tortorici, eccomi qua. Allora, devo farti i complimenti perché devo darti un merito. Stai andando così spedito che Carlo Conti sembra un bradipo a Sanremo. Vabbè. Cioè tu praticamente, ecco le nomination, parla 30 secondi, via, vola. Con te la noia viene dissipata completamente, anche stiamo andando. Anche perché se no la gente va via, quindi prima facciamo tutto. Bravo, e prima è Ettore. meglio. Adesso vai a riposarti, Adesso ci penso io. Vi lascio con Paola Parisi che ha da presentarvi un momento molto importante della nostra serata. Ebbene sì, innanzitutto volevo anche ringraziare tutti quelli che ci guardano ovviamente da casa e ringraziare anche i giornalisti che racconteranno quella che è la serata dei penalty attraverso la carta stampata e il web, ma adesso un momento di spettacolo come già ha anticipato Ettore Tortorici, perché si balla con un corpo di ballo d'eccellenza. Signore e signori, Punto Danza per voi. Everybody start to sing like body bow. Oh, now you're singing with a swing. Everybody start to sing like body bow. Oh, now you're singing with a swing. Sing. Everybody start to sing like body bow. Oh, now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody gotta go to town. But there's something you should know. Oh, baby, oh. Sing.
click strap, and they all on cold. Keep a stick just like Branch Poppy, but I ain't a troll. On my mama, can't nobody out here play me for no hoe. Guard your grill. Ain't nobody out here hard to kill. The gat I pack, go black and peel your cat from front to back. How you still for harder steel? Tuna fish my hardest meal. Stay trail when they switch to harder skill. I'm gonna feel like a Buffalo Bill with a bubble coat filled with a couple of the post chill. Switch it up, get that red, black and white. Michael Bibbit. I get cheese with everybody, but can't do it with no Mickey. Keep a blicky on me for them serpents trying to give me hickeys. Who won't smoke? Who won't smoke? Well, guess what, ho? I'm the chimney. Bring me the smoke and I'll build you a fire to burn my desire, burn my desire. Bring me the smoke and I'll build you a fire to burn my desire, burn my desire. On my soul, everybody in the click strap, and they all on cold. Keep a stick just like Branch Poppy, but I ain't a troll. On my mama, can't nobody out here play me for no hoe. Slander, all the banter, just one answer, I'm an animal. I'm just one man, outstanding though. Part wolf, part king, part Hannibal. Example proves I'm built like I'm mechanical. On the mic, I'm a cannibal. You don't know who I'm family to. You don't know my team, you don't know my mans do. Yeah. Yeah. Straordinarie le nostre ragazze, punto danza, l'inchino e l'applauso. Grazie ragazze, ovviamente dobbiamo ringraziare con lei che ha portato qui questo strepitoso corpo di ballo, l'avete vista danzare a inizio serata durante l'omaggio a Orazio Russo con la leggerezza, con la professionalità che la contraddistingue. Noi siamo davvero contenti perché ogni anno torna a portare l'eccellenza per quel che concerne il ballo proprio sul palco. E allora la chiamiamo col vostro applauso Marianna Tomagra. Buonasera. Intanto grazie di essere qui, mettiamoci al centro così da agevolare anche il lavoro dei cameraman. E allora, Marianna, intanto grazie di aver aperto la serata in un momento così emozionante, vederti danzare davvero e scrivere la poesia nella danza. E mi presenti le tue ragazze e poi parliamo della tua realtà siciliana? Intanto grazie e buonasera a tutti. Presento queste splendide ragazze perché ballare in questo palco comunque vi posso garantire che non è per niente facile, sia per le dimensioni anche perché una ballerina è abituata a ballare sul linoleum o il parquet e non sulla moquette, quindi abbiamo fatto i salti mortali. Ve li presento subito: Ilari, Maria Elena, Maria Celeste, Carlotta, Sofia e Sara. Complimenti alle tue ragazze, certo sono una minima parte della tua realtà siciliana di cui parlavamo, appunto danza, raccontami un po'. Oddio, diciamo che abbiamo fatto tantissime belle esperienze e siamo andati in giro in tournée con Missimondo. E siamo stati anche, abbiamo avuto il grande privilegio di portare la famosissima opera lirica Tutankhamon a Cairo. Incrociamo le dita, che non voglio svelare nulla, però ci saranno dei grandissimi progetti e poi essere invitata comunque da Ettore ogni anno per me è un grande privilegio e onore. Ti ringrazio Ettore che tu mi stai ascoltando e ti voglio bene. Sì, lo stiamo ricaricando e adesso tornerà sul palco, ma prima di chiamare Ettore c'è ovviamente una targa per te, per la partecipazione, per ringraziarti della tua presenza, di quella delle tue ragazze di Punto Danza qui al Penalty Awards. Grazie. Grazie mille a tutti, grazie. Marianna Tomagra, grazie ragazze, complimenti davvero a tutte voi. Bene, torna lui sul palco, ripeto, l'abbiamo caricato, adesso continuerà ad andare spedito, tranquilli. Ettore, guarda, ti vedo già più giovane, ti sei rifocillato dietro le quinte e ti vedo già più giovane. Ti posso lasciare tranquillo? Mi puoi lasciare tranquillo perché adesso iniziamo subito con le premiazioni. E allora vai. E sicuramente questa seconda parte sarà ancora molto più veloce.
Non lo so, vabbè. Ettore Tortorici. Grazie. Allora, è il momento di iniziare con le premiazioni e lo facciamo subito con il campionato di promozione. Andiamo a svelare colui che vince come miglior portiere. Campionato di promozione, miglior portiere, vince suspense Giuseppe Misseri, Alcamo 1928, che ci raggiunge qui sul palco. Miglior portiere del campionato di promozione, un riconoscimento importante in questa 13ª edizione dei Penalty Awards. Guarda, puoi già ritirare la targa e ti do altri 30 secondi di gloria, perché sono sicuro che non te l'aspettavi di portare a casa questo bellissimo riconoscimento. Sì, questo riconoscimento è sicuramente la ciliegina sulla torta di una stagione fantastica che non dimenticherò mai. Grazie, complimenti, in bocca al lupo. Miglior portiere del campionato di promozione, Giuseppe Misseri dell'Alcamo 1928. E passiamo adesso al miglior difensore del campionato di promozione. È proprio vero, il talento diventa storia anche in questa 13ª edizione. Miglior difensore del campionato di promozione quest'anno è Alfonso Cipolla, Acragas SLP. Alfonso Cipolla, trascinatore di questo Acragas meraviglioso. Anche per te subito la targa per immortalare anche quest'anno la tua presenza ai Penalty Awards. I tuoi secondi adesso sono anche meno, pieni di emozione. No, ma condivido questo premio con i miei compagni, soprattutto il reparto difensivo, perché comunque siamo un'unica cosa, non lo vinco io, lo vinciamo tutti insieme, e lo vince la squadra, lo vince lo staff e la società. Le giuste parole di un capitano. Grazie Alfonso. Alfonso Cipolla, miglior difensore del campionato di promozione. E adesso, dato che parliamo sempre noi anche di calcio dilettantistico attraverso i media, attraverso la televisione, attraverso anche la radio, è anche doveroso insomma dare spazio a alcuni addetti ai lavori che hanno attraverso la loro opera raccontato il calcio dilettantistico e non solo. Pertanto invito qui sul palco alcune eccellenze giornalistiche siciliane. Abbiamo una clip, li andiamo subito a presentare. Salgono sul palco con noi per raccontare le loro emozioni come premio eccellenza giornalistica. Alessandro Silverio, addetto stampa della NIS FC, Salvo Trombatore, VLTV, Alessandro Fragarà che si occupa di sport da sempre e Francesco Santocono. Tutte e quattro sul palco. In vari modi avete raccontato la vostra stagione e questa sera era giusto avervi qui sul palco dei Penalty Awards. Ciao Alessandro, ciao Francesco. Allora inizio con Alessandro, addetto stampa della Nissa. È stata una stagione, l'abbiamo detto, importantissima, ma quanti sacrifici hai fatto quest'anno? Tantissime trasferte che ti hanno comunque permesso di vivere una stagione bellissima. Tante trasferte, intanto buonasera a tutti, tante esperienze che abbiamo vissuto insieme, perché noi del gruppo comunicazione con tutta la società siamo una famiglia, quindi viaggiamo insieme, viviamo insieme tutte le esperienze ogni anno, che è veramente una stagione bellissima. Vorrei innanzitutto condividere questo riconoscimento con tutto lo staff comunicazione e ricordare anche il nostro social media che è Michele Di Giugno, ma tutto lo staff, perché siamo veramente in tanti che lavoriamo ogni giorno per cercare insomma di raccontare tutto quello che è il progetto Nissa, sperando in qualcosa di veramente grande. Io lo so che tu ci speri, ed è giusto che sia così. Allora, Sud Sport invece è una bella nuova realtà. Tu hai raccontato il calcio insomma di Serie A, di Serie B, di Serie C. Quando parliamo di calcio dilettantistico qualcuno sorride, però è anche vero che hai sempre detto che il calcio dilettantistico va amato e seguito proprio perché regala sempre emozioni. Allora, Sud Sport è l'inserto sportivo di una testata notissima che è Sudpress, quindi ringrazio il mio editore Pierluigi Di Rosa per questa possibilità. Noi ci occupiamo di tutto lo sport, come tu ti occupi del calcio di cui non parla nessuno, cerchiamo di occuparci dello sport di cui non parla nessuno. Ogni tanto lanciamo qualche chicca anche sul calcio. Io sono onorato perché con te ho lavorato, ho fatto parte anche della squadra
di penalty qualche anno fa. Mi piace raccontare lo sport, anche se tutti sanno che la mia attività principale ormai è la politica e l'ufficio stampa di MPA Grande Sicilia, che mi occupa gran parte della giornata, però mi piace sempre fare quello che è il nostro mestiere. Bravo. Scrivere. Bravo, è che è la cosa più bella. Invece tu fai parte di un progetto editoriale che va sul web, VLTV, dove il calcio sì è raccontato, ma non a 360 gradi. Forse bisognerebbe ampliare un pochettino anche l'offerta. Non so se sei d'accordo e soprattutto se è d'accordo il tuo editore. Beh sì, anche perché io che vengo dalla TV insomma tradizionale, dove seguivamo, non ne voglio parlare, Siracusa Calcio, visto come sta andando, che peggio di così non si potrebbe. Invece questa realtà web ha seguito molto il Priolo quest'anno, sì, che insomma quindi ha ottenuto ottimi risultati, e l'Avola Calcio. Però come dici tu, essendo una giovane TV web, va spronata, perché insomma il calcio dilettantistico è poi la sostanza dello sport in Sicilia. Giusto, bravo Salvo Trombatore. E chiudo con Francesco, che insomma di calcio ha parlato tantissime volte e poi è l'unico che da 13 edizioni viene ai Penalty Awards. Non potevi mancare neanche a questa, anche perché nel frattempo sei in giro per promozionare la tua prossima opera che vedrà la luce qui in Sicilia, a Taormina. Io lo so perché tu mi inviti, perché sono il tuo amuleto, ormai non puoi fare a meno di me. È vero. E io vengo volentieri, anche se sono in giro, perché siamo stati al Premio Troisi a presentare un cortometraggio, un cartone animato che ho scritto e diretto per il Premio Troisi. Poi sono stato a Taormina perché ero in finale con il film Io e Freddy, e adesso il 29 agosto saremo, ha annunciato qualcosa Marianna perché è stata con noi al Cairo. Sì. Metteremo in scena l'opera lirica Tutankhamon insieme al professore Awas. Verranno 2 ministri dall'Egitto, sarà un evento straordinario. Quindi al Teatro Antico di Taormina, per chi ama l'opera lirica ma anche per chi ama l'antico Egitto, l'aspettiamo. Intanto tu mi puoi invitare in tutto lo so. Io mi sono occupato, lo sai, per 15 anni di calcio, sì, poi ho smesso per altre cose, però mi diverto sempre a guardare le partite, soprattutto quando il calcio è vero, come quello dilettantistico. Bravo. Grazie a voi. Vi devo consegnare anche una targa per immortalare questo momento. Alessandro Silverio, abbiamo Salvo Trombatore da questa parte e poi chiudiamo con Alessandro Fragalà e Francesco Santocono. Grazie ai colleghi, amici, grazie tante, grazie. Si ritorna a parlare di calcio giocato e subito a questo punto presentiamo colui che vince la categoria miglior centrocampista del campionato di promozione. Suspense, una stagione difficilissima, ma alla fine ha portato a casa il primo posto. Quest'anno vince i Penalty Awards Cristian Jama Acragas SLP, che ci raggiunge qui sul palco. L'ho detto prima, 40 anni e non sentirli, a dimostrazione che sono ancora forti i muscoli per battagliare anche in questi difficili campi del campionato di promozione. Eccola qui la tua targa. I tuoi 30 secondi servono per dire che questo è uno dei tanti piccoli premi che hai ricevuto in questa tua lunga carriera, e ti chiedo, facendo un passo indietro nel tempo, qual è stato per te il momento più bello quando eri in Serie A con il Catania? Il più bello assolutamente è stato quando sono arrivato, perché poi ho continuato a iniziare la mia piccola storia in Sicilia, quindi onorato al Catania, ringraziato sempre alla gente. Qua c'è Pippo Franchina che lo conosco benissimo, quindi è gente spettacolare, e questo è un premio individuale. Io dico sempre che lo più importante prima di tutto è ottenere il risultato, quello gruppale, e poi l'individuale arriva da solo. Grazie Cristian, bocca al lupo per tutto quello che verrà, e sono sicuro che verrà anche dopo. Dopo aver premiato il miglior centrocampista è il momento di conoscere ai Penalty Awards 2026 il nome del miglior attaccante. Chi sarà? Chi si porta a casa il premio come miglior attaccante? Vediamo un po'. Vince Salvatore Sinatra, Calcio Santa Venerina. Di nuovo qui sul palco, dopo i primi 30 secondi di grande emozione,
perché salire sul palco è sempre un po' emozionante. Adesso i 30 secondi ti serviranno per capire e focalizzare che hai portato a casa il premio come miglior attaccante. Che ne pensi? Te l'aspettavi? No, sono orgoglioso di vincere questo premio, ma orgoglioso della squadra dove ho giocato e di tutti i compagni, lo condivido con loro. Meno di 30 secondi, grazie. Salvatore Sinatra, miglior allenatore, la categoria sempre più difficile. Vediamo un po' la clip. Chi vince quest'anno i Penalty Awards come miglior allenatore stagione 25-26? Suspense sale qui sul palco per ricevere il premio Giovanni Comito, Lascari Cefalù. Vedo un atteggiamento di gloria e di contentezza e sono molto molto felice di aver regalato questa emozione anche a Giovanni. Ritira subito la targa. Secondo me anche con meno di 30 secondi ci puoi dire la tua sensazione attuale. Ma intanto ti devo dire che non me l'aspettavo sinceramente, perché faccio i complimenti anche ai miei colleghi che li ho trovati qui, insomma, anche loro erano meritevoli di vincere questo premio. Posso ringraziare la mia società, tutti, ma un particolare ringraziamento alle mie figlie. Beh, sono le soddisfazioni più belle. Si è emozionato e queste sono anche belle cose. Grazie Giovanni Comito, miglior allenatore del campionato di promozione. Allora, adesso chiudiamo e poi faremo salire qui sul palco una delle persone più importanti della Federazione Italiana Gioco Calcio Sicilia, è un papà anche dei nostri Penalty Awards e sveliamo subito i Penalty Awards come miglior dirigente. Il talento diventa storia, vince Luigi Monreale dell'Aragona Calcio, miglior dirigente. Presidente, io sono sicuro che lei non se l'aspettava, Può già ritirare subito la targa di primo classificato per una stagione meravigliosa, perché i prossimi 30 secondi saranno forse senza parole, non se l'aspettava proprio. Allora, onestamente no, perché insomma credo che ci sono tanti altri dirigenti sicuramente più bravi di me. Non si guarda solo al risultato, ci teniamo a dirlo noi di Penalty. Però sono orgoglioso soprattutto per aver incontrato oggi tanti amici. Poco fa ci siamo abbracciati con il dottor Saverio Giglio, che è il presidente dell'Alcamo, ed incredibilmente, nonostante ce le siamo date di santa ragione sul campo, ho scoperto di avere un cugino ad Alcamo. Bellissima questa cosa. Proprio mi riempie di gioia, quindi ecco, il calcio è anche questo, socialità, stare insieme e condividere questi momenti. Belle parole, complimenti Presidente, complimenti ancora, miglior dirigente del campionato di promozione. L'ho già annunciato e lo invito qui sul palco. Ho atteso qualche minuto per coinvolgerlo, perché volevo che lui assaporasse soprattutto tutte le nomination, tutti coloro che hanno partecipato a questa stagione intensa, la stagione 25-26. Invito qui sul palco il presidente della FIGC, Lega Nazionale Calcio Sicilia, Sandro Morgana. Eccellenza siciliana sportiva, a cui io mi inchino, Presidente, perché ho una stima, e non lo dico per l'occasione, nei suoi confronti meravigliosa. Nel frattempo gliela consegniamo e nel frattempo le dico pure, Presidente, che io ho voluto farle gustare tutti quelli che sono in nomination. Sa perché? Perché sono coloro che veramente ogni domenica con tanti sacrifici raccontano il calcio siciliano, fanno tantissima fatica. Ma non c'è dubbio, quando queste manifestazioni sono molto belle per un motivo, perché si premiano i vincenti, perché si premiano coloro che si sono distinti, perché vengono premiati coloro che hanno partecipato avendo risultati anche non vincendo. Però bisogna ricordare che per vincere ci sono tante società che partecipano, quindi il merito di chi partecipa e non vince va ascritto anche a questa nostra esperienza. Devo dire che è stata una bellissima stagione, una stagione che ci ha dato grandi soddisfazioni, lunghissima, ci ha dato grandi il prossimo anno vedremo di cambiare qualcosa. Ci ha dato grandi soddisfazioni, ci ha dato anche tante amarezze,
ci ha dato gioie, ci ha dato dolori, lo ripeto sempre perché è così. Alla fine io credo che prevalga sempre il buonsenso e stasera ho avuto modo di constatarlo personalmente che prevale sempre il buonsenso. Questo mi dà tanta gioia. Grazie Presidente, sempre le parole giuste al posto giusto. Io la ringrazio per la sua disponibilità e veramente buon lavoro per la prossima stagione, perché sarà probabilmente un'altra ennesima stagione intensa. Grazie. Il Presidente della FIGC Sicilia, Sandro Morgana, eccellenza siciliana. Quest'anno bisogna ricordare anche un anniversario importante, quello degli 80 anni di una società di calcio che attualmente milita nel campionato di promozione, ma è anche vero che ha scritto parole bellissime nel mondo del calcio professionistico e dilettantistico negli anni. Pertanto subito la clip per presentare il premio Penalty 11 metri. Grande soddisfazione perché noi questa sera ospitiamo il presidente del Mazzara 1946, Totò Asaro, che ci raggiunge qui sul palco, perché non dico che ci deve raccontare gli 80 anni del Mazzara, sarebbe impossibile. Lei poi ha anche in questa occasione la disponibilità solo per 45 secondi e possiamo dire che lei, da ex bandiera importante del Mazzara, adesso è dietro la scrivania. Probabilmente è più difficile marcare e segnare dietro la scrivania. No, adesso è più comodo, però le problematiche sono diverse, quindi un impegno maggiore. Quando potrà ritornare di nuovo in auge questo Mazzara 1946? Ma io spero da subito, perché non dipende soltanto da me, ma dipende da tutta una serie di cose, che dalla città, dall'amministrazione e azzeccare i giocatori giusti al momento giusto. E ci vuole anche il budget. Ah, quello è fondamentale. Fondamentale soprattutto quando si parla di calcio dilettantistico. Allora consegniamo subito la targa al nostro presidente del Mazzara, il presidente che ritira la targa Penalty 11 metri. Dedicato a quei tifosi che per anni hanno seguito questa storia. Giusto, bravo, grazie Presidente, grazie. Ogni anno all'interno della nostra manifestazione ci sono dei momenti legati ad alcuni premi importanti. Ce n'è uno che ci accompagna praticamente dall'inizio, da 13 stagioni abbiamo avuto qui sul parterre giornalisti di grandissima fama e anche questa sera non ci siamo fatti mancare certamente il nome importante per la 13ª edizione dei Penalty Awards. Pertanto subito la clip per il premio stampa ai Penalty Awards 2026. Questa sera qui con noi una donna straordinaria, Giada Giacalone. Giada Giacalone, volto di Sport Italia. Tra l'altro lei interpreta a 360 gradi il mondo giovanile, perché segue in prima persona soprattutto il mondo della primavera. Ciao Giada, benvenuta Giada. Noi raccontiamo il calcio, non voglio dire dei poveri, perché ormai quello dei dilettanti non è per niente dei poveri, però è anche vero che è un calcio che ancora regala puntualmente settimana dopo settimana tante emozioni. Assolutamente sì, innanzitutto grazie, buonasera a tutti. Io in realtà vengo in qualche modo anche da questo mondo, perché prima di diventare giornalista ormai tanti anni fa ho indossato anche la divisa d'arbitro, e quindi promozione eccellenza era la categoria dove in un'altra regione, perché poi sono cresciuta in Emilia Romagna, ho calcato quei campi, e quindi rivedere magari l'emozione anche di tanti ragazzi che poi sognano come è giusto che sia anche la promozione è stato molto bello. Evviva il calcio dilettantistico, evviva la passione che ci mettono presidenti, direttori, al quale faccio chiaramente un grosso in bocca al lupo e mi complimento, perché senza loro noi non arriviamo giornalisti a parlare di Serie A, Serie B, Champions, mondiali e quant'altro. È vero. Giada, che sensazione provi quando racconti il mondo del calcio primavera, che è ormai diventato poco italiano e più straniero? Sì, non mi fare odiare dai miei amici della Lega Calcio, perché diventa complicato poi tornare a Milano. Sì, è uno dei problemi che abbiamo ultimamente, al di là dell'innalzamento dell'età nei settori giovanili. Ci sono tante cose da dover sistemare, non è solo il fatto che ci siano pochi italiani.
questo fa parte di un macro problema che il calcio italiano si porta avanti e mi auguro che chi di dovere nei prossime settimane, perché poi ci sarà anche un cambio abbastanza epocale, ce lo auguriamo un po' tutti, si possa migliorare. E noi ci speriamo e ci crediamo. Altra personalità che invito qui sul palco adesso, che ti premierà, ha legato il proprio nome anche a questa città, ovvero Caltanissetta. È stato il presidente, adesso è presidente emerito, ed invito qui sul palco un amico della nostra manifestazione, Arialdo Giammusso. Una giornalista di Sport Italia, una che se deve bastonare bastona, Giada Giacalone. Ciao Arialdo. Allora, intanto ti facciamo subito consegnare questa targa da passare a Giada Giacalone. Lei appunto a tutti gli effetti vince il premio stampa di questa edizione della nostra manifestazione, e scappo subito a chiederti velocissimamente: poc'anzi ho parlato di una primavera che ormai veramente è diventata più straniera che italiana, però è anche vero che il calcio comunque dà sempre tanti talenti, soprattutto nella nostra terra, e questa Caltanissetta quest'anno probabilmente ci ha abituato a qualche emozione di questo genere. Il calcio è il simbolo della cultura e della voglia di fare di un territorio, e la Sicilia sta eccellendo nel nostro sport e, ad esempio, non voglio essere di parte, ma la Nissa lo sta ampiamente dimostrando come si possa realizzare un grande progetto con capacità manageriale e capacità di sapere gestire questo meraviglioso sport, creando entusiasmo e cultura dello sport non solo a Caltanissetta ma in tanti altri territori. Noi siamo una bandiera, grazie al nostro grande presidente Luca Giovannone, al vice Savio Ferreri che vedo qui, quindi siamo riusciti a creare un grandissimo progetto e sono ancora una volta più onorato di essere qui questa sera e onorato di far parte della Nissa. Grazie Arialdo, anche per te il ricordo di questa serata. Arialdo, non scappare, c'è un ricordo anche per te. Ogni volta fuggite subito. Grazie Arialdo, grazie Giada, complimenti e buon lavoro, perché a Sport Italia il calcio lo raccontate sempre in maniera anche un po' piccante, ma è un piccante che ci piace, vi assicuro che ci piace tantissimo. Poc'anzi parlavamo chiaramente di giornalisti che si sono occupati di calcio, indirettamente anche non solo di calcio, mentre invece adesso voglio far salire qui sul palco coloro che sono stati degli addetti stampa di realtà che hanno vissuto una stagione intensissima, anche loro con tantissimi sacrifici. Pertanto, clip di presentazione per gli altri giornalisti che saliranno sul palco questa sera con il premio di eccellenza giornalistica: Vincenzo Montana del Licata Calcio, Domenico Vecchio dell'Acragas SLP, Alessandro Coco Santa Venerina Calcio e Paolo Boccaccio, la firma più importante del calcio dilettantistico per il quotidiano La Sicilia. Ci raggiungono qui sul palco due amici, tra l'altro, che si conoscono bene. Ciao carissimo. Ciao Domenico, ci raggiunge anche Alessandro Coco, il giovane addetto stampa della Santa Venerina che ha vinto il campionato, e vedo anche Paolo Boccaccio che ci sta per raggiungere. Ne approfitto nel frattempo che sta per arrivare anche Paolo. L'Acragas l'hai seguita quest'anno praticamente giorno dopo giorno, ti sei ributtato sul calcio che ti dà sempre emozioni, Domenico. Sì, hanno vinto grazie all'ufficio stampa, bisogna dirlo, hanno vinto grazie all'ufficio stampa. La comunicazione è importante. La comunicazione è importante, grazie per questo riconoscimento, grazie a tutti voi che ci mettete tanta passione, tanto impegno. Devo dire che lavorare per l'Acragas, lavorare per la squadra della mia città ha veramente un fascino particolare ed è stato veramente bello quest'anno. Complimenti ancora, complimenti anche a Vincenzo Montana, detto stampo del Licata Calcio, che ha vinto il campionato. Hai seguito la squadra fuori, dentro dal campo, nel frattempo arriva Paolo. Ciao Paolo, hai seguito questa squadra praticamente ogni giorno e hai avuto modo di sentire la forza di questo gruppo che è ritornato prepotentemente in Serie D. È un gruppo straordinario, capitanato dal nostro presidente, uno degli uomini storici del calcio in Sicilia, no? I Massimino sono calcio in Sicilia, non lo dico io, il Licata Calcio è calcio in Sicilia perché
è una delle 7 società soltanto ad aver giocato almeno un campionato di serie B. Sono di parte, ma questa è storia, e la storia non ha colori, è storia. L'obiettivo è quello sicuramente di fare bene, lo dedico all'ufficio comunicazione, a Salvo Consacra che ha lavorato con me ogni giorno, le nostre pagine social sono tra le più importanti della categoria, vi ringrazio e non è soltanto merito mio ovviamente. Bravo, grazie Vincenzo. Alessandro, per la prima volta sul palco dei Penalty Awards, ma che comunque tu segui praticamente da sempre. Sì, Ettore, intanto ti ringrazio per l'invito e ti faccio anche i complimenti, penso a nome di tutti, per l'organizzazione, perché è un bellissimo evento. Vengono premiati tutti e questa è la cosa principale. Che dire, un'annata bellissima, tutto il merito della società, del presidente Romeo, del presidente Puglisi. Voglio ricordare anche chi lavora con me, che sono Davide De Maid e Santina Sorbello, che tu conosci per le fotografie che mi danno sempre materiale con cui lavorare, e poi il merito ovviamente anche del mister e dei ragazzi che nel campo hanno dimostrato tanto e quindi è stato facile raccontarli. Giusto. Paolo, firma importantissima del quotidiano La Sicilia, ha raccontato di migliaia e migliaia di società, di migliaia e migliaia di calciatori. Sei una mente storica anche in un certo senso di tutto quello che fa calcio almeno da 40 anni, forse anche 50, e dico sempre, raccontare adesso il calcio dilettantistico rispetto a quello del passato, c'è un fiume immenso. È diverso notevolmente, perché quando cominciai io c'era Cannavò, c'era Prestinenza, c'era... Che firme! C'era Michele Tosto, che il mio primo articolo, praticamente parliamo di articoli, furono 3 partite consecutive a Fontanarossa e a Zialisa di allievi e giovanissimi, perciò tu puoi capire, e poi piano piano abbiamo fatto la scalata. Complimenti, perché la tua è stata una carriera bellissima. Immortaliamo questa vostra presenza subito con la consegna delle targhe. Vincenzo Montana, addetto stampa del Licata Calcio, abbiamo anche Domenico Vecchio, addetto stampa dell'Agragas, Alessandro Coco, addetto stampa del Santa Venerina, e la forma più bella e più chiara della firma calcistica sul quotidiano Sicilia, quella di Paolo Boccaccio, con cui io giocavo quando avevo 8 anni e lui ne aveva 10. Un abbraccio, grazie. Complimenti e buona prossima stagione calcistica, che sarà ancora molto più lunga. Grazie ragazze. È il momento di conoscere i vincitori del campionato di prima categoria e guardiamo subito la clip. È il momento di premiare il miglior giocatore del campionato di prima categoria, stagione 2025-2026. Vince i Penalty Awards Lorenzo D'Amico, attaccante del Calcio Furci, che ci raggiunge qui sul palco. Complimenti, è stata una stagione meravigliosa. I tuoi secondi, 30 secondi, sono intrisi probabilmente intanto forse di emozione, ma poi anche del fatto che non te l'aspettavi, perché eravate veramente in tanti. Sì, la scelta era ardua, perché giustamente c'erano ottimi giocatori a confronto, quindi giustamente era difficile la scelta e niente, sono molto emozionato e vi ringrazio. Grazie anche a te, complimenti, in bocca al lupo per la prossima stagione. Ne approfitto anche, dato che parliamo di calcio giovanile, di invitare qui sul palco un uomo di sport, un uomo che ha accompagnato anche attraverso il suo passato il calcio dilettantistico siciliano. Invito qui sul palco Giuseppe Ansaldi per una premiazione un po' particolare. Lui è presidente del CONI di Caltanissetta, nonché dirigente anche della FIGC di Enna, e lui ormai anche da un paio di anni è ospite fisso alla nostra trasmissione, perché le sue parole servono per dare da sprono anche ai giovani dirigenti, ma soprattutto giocatori. Buonasera mister, io la continuo a chiamare mister, la dovrei chiamare presidente. Presidente, per lei non sono 40 i secondi, sono 50, per cui mi deve a questo punto dare la sua emozione, essere di nuovo qui a Caltanissetta, e soprattutto che messaggio vogliamo lanciare a chi insomma ha una piccola società che vuole crescere anno dopo anno. Intanto un ringraziamento va fatto, Ettore, per essere invitato nuovamente qui con una platea così folta, gremita, di gente veramente che ha tante qualità.
Le qualità sono quelle di inclusione, aggregazione, rispetto delle regole che ci portiamo dietro con le indicazioni che c'è il nostro presidentissimo della Federazione Gioca Calcio. Oltre tutti sanno, abbiamo fatto anche dei centri di non violenza per ogni comunità, in ogni delegazione provinciale, che ci permettono poi di portare avanti quelle problematiche che giornalmente nel sociale vediamo. Qual è il problema? Il problema è solo, così come ho sentito dire, attraverso la passione, nel fare e nel dare, attraverso la nostra comunicazione, esempi per quanto riguarda i ragazzi, i giovani avvicinati allo sport. Qui in tema calcistico, dove io sono nato, e qui continuo ancora una volta a ringraziare l'amico mio Sandro, perché mi permette di, ancora oggi, nonostante la mia età, di rappresentare la delegazione di Enna, ma ancora di più da un anno a questa parte di rappresentare il CONI provinciale, che si presta ogni anno solo nell'organizzazione di manifestazioni, non ultima la Festa Nazionale dello Sport, dove per quest'anno l'abbiamo fatta sul lungomare di Gela, hanno partecipato 500 ragazzini in un'attività multidisciplinare, così come in tutta Italia. Io dico veramente, l'attenzione che ho visto da parte di tecnici, dirigenti e persone eccellenti in questo contesto ci permette di dire che veramente siamo veramente avanti come creazione, come volontà di fare da parte delle società, e tutto questo è frutto del lavoro svolto negli anni dalla FIGC, dalla Federazione del Gioco Calcio di Sicilia. Grazie e buon lavoro. Grazie, aspetti un attimo perché le dobbiamo consegnare un ricordo della sua presenza qui ai Penalty Awards. Grazie mister Giuseppe Anzaldi, complimenti ancora. Proseguiamo con il campionato di prima categoria. Adesso dobbiamo premiare il miglior allenatore, anche qui 6 allenatori in nomination. Chi vincerà quest'anno? Dove il talento diventa storia! E diventa storia soprattutto perché conosciamo finalmente il nome di colui che vince la categoria come miglior allenatore nel campionato di prima categoria. Quest'anno è Francesco Argento Sferracavallo. Francesco che ci raggiunge qui sul palco, è emozionatissimo. Consegniamo subito la targa per immortalare questo momento. Francesco, per te il primo posto sia come stagione calcistica, perché hai vinto con lo Sferacavallo, e adesso 30 secondi e anche meno per dire le tue parole dal cuore profondo di un lavoro che ami in maniera smisurata. Amo questo lavoro, ma poco fa seduto là. Questo è un riconoscimento e lo devo a tante persone. Io oggi qua ci sono tanti amici, il signor Aristide Tamaio, che è stato il mio primo allenatore da quando giocavo negli allievi, ragazzi che hanno giocato con me come Edi, mister Miranda, amici come Massimo Vescovo, e soprattutto voglio dedicare questo premio alla mia famiglia, coloro a cui noi colleghi togliamo tanto tempo, a cui ci stanno accanto nelle gioie e nelle dolori, e sono veramente emozionato, grazie. E ti fermo qui perché l'applauso del pubblico ti aiuta a ricaricare le batterie. Grazie Francesco. Il rumore del campo si spegne sotto le luci. Non è più tempo di correre, è il tempo di restare. La gloria non è un regalo, è il peso di ciò che hai costruito. Penalty Awards, la misura del coraggio, oltre la linea, dove il destino si decide in un respiro. Penalty Awards, dove